È un evento importante, un evento che ha la sua storia, è un evento che certamente fa parlare e farà parlare. Che nella nostra associazione si rispecchiano, si sentono coinvolti, quindi ci stimolano ad andare avanti e ad offrire sempre più un target qualitativo più alto. L'Istituto regionale del vino e dell'olio oggi si trova qui in una duplice veste, sia quella di sostenere appunto iniziative come questa che mirano a incrementare, sviluppare e far conoscere al mondo la produzione spumantistica siciliana. Promozione di una visione veramente ad ampio raggio di tutta quella che è la realtà ecologica del nostro territorio, a raccontare quelli che sono stati un po' i passaggi storici o che seguono degli elementi che hanno a che fare con l'immediatezza. Le etichette, a parità di prezzo, le etichette sono di quelli. Generalmente uno si aspetta, parlo di consumatori non esperti, quello che senti loro. Quindi nel 2022 abbiamo fatto questo protocollo con il CREA. Il CREA è l'istituto del Ministero dell'Agricoltura che si interessa di fare attività di ricerca e sperimentazione. Sono 5 anni di attività, abbiamo iniziato nel 2023 con la novembre 2023. Sono 7 vitigni che stiamo studiando, 3 a bacca bianca e 4 a bacca nera. Quindi il catarratto, il frappato, il grillo, il rodavolo, zibibbo per ricorrere la spesa. Il progetto rientra appieno in quello che sono le strategie della biodiversità 2030, del piano strategico nazionale. Abbiamo dei vini sperimentali, quindi di piccole quantità. Abbiamo raccolto 200 kg di uva, quindi ho ottenuto un 150 litri di mosto. È stato la lavorazione stile Franciaporta, quindi con piccole pressature a gradini e per arrivare ad una pressione massima di 0,8 atmosfere. Un grande apprezzamento per gli tecnici perché hanno fatto un lavoro veramente importante. E l'IVO è soprattutto questo, l'IVO è soprattutto ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico. Quindi grazie. E poi abbiamo mandato